Ben ritrovati dalla redazione. Il maltempo che ha imperversato ieri ha causato allagamenti, la chiusura di strade, l'esondazione del Rio Menariolo a Muggia e del torrente Rosandra. Un violento temporale si è abbattuto su tutta la provincia di Trieste, dove è stata impegnata la protezione civile insieme alla polizia locale, ai vigili del fuoco, nel monitoraggio post maltempo. La situazione è stata critica per alcune abitazioni e fabbriche della zona delle Noghere. Anche Vignano, poco distante da Muggia, la situazione è critica, con diversi campi che si sono allagati a causa della forte pioggia caduta. Il comune di Muggia ha fatto sapere attraverso i suoi canali social che il parco commerciale accanto alla rotatoria di Rabuiese è stato evacuato causa allagamento, chiusa anche via Flavia d'Aquilinea in direzione Trieste e il ponte sopra il torrente Rosandra. I mezzi sono stati deviati dalla galleria di Aquilinea alla grande viabilità. Il sindaco di Trieste firmerà la proroga di un'ordinanza che dallo scorso 1 agosto impone la chiusura alle 23:30 delle attività che somministrano o vendono alimentari e bevande nella zona che da piazza Garibaldi si spinge fino a via Donadoni, che dalle 22 alle 6 vieta di girare con contenitori di vetro o lattine indipendentemente da cosa contengano. Il provvedimento adottato per ridurre i problemi di ordine pubblico verificatisi nel tempo in quella fetta della città sarebbe scaduto sabato 14 settembre e ora verrà prorogato fino ai primi giorni di novembre. Non è detto che sia l'ultimo prolungamento delle restrizioni. Rintracciata a Capodistria una moto rubata a Trieste. Un motociclista e il suo passeggero sono stati fermati a Capodistria perché non fermatosi a Rosso. Dopo essere scappati dalla polizia sono stati caduti a causa della guida troppo vicina al bordo della strada, sono fuggiti. Il passeggero, 22enne, è stato subito arrestato. La moto è rimasta sul posto. Durante l'ispezione si è constatato che la targhetta con il numero di telaio era tagliata e anche l'adesivo identificativo era graffiato. Il conducente sconosciuto, il passeggero del motociclo, oltre alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale, sono sospettati del reato di falsificazione di documenti e furto, essendo stato accertato che il veicolo era stato rubato a Trieste. Successivamente è stato rintracciato anche il conducente e il veicolo è stato sequestrato. Un vero e proprio gioiellino è stato inaugurato in piazza Hortis al piano terra di Palazzo Biserini, il Museo Letz Letteratura a Trieste. Prima del taglio del nastro effettuato dal sindaco Roberto Di Piazza nell'auditorio del Museo Revoltella è intervenuto il germanista Claudio Magris, che ha tenuto una lectio magistralis sull'universo letterario triestino, sottolineando come questo nuovo museo sia una piccola vera perla che arricchisce la città e non solo. Sono intervenuti anche l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, l'assessore comunale Maurizio De Blasio, il responsabile del museo Riccardo Cepac e Laura Pellaschiar del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Trieste. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: precipitazioni residue quest'oggi in genere deboli o moderate, con quota neve sui 1500 metri circa, localmente anche a quote più basse nel Tarvisiano. Sulla costa e sulle zone orientali, bola sostenuta, forte a Trieste, poi in calo, il vento da moderato sostenuto da nord in quota, specie al mattino. In giornata cielo da nuvoloso a coperto e vento in calo, possibile qualche debole pioggia. Temperature in lieve ripresa, rimarranno basse le temperature per il periodo. In pianura minime fra 10 e 13, le massime fra 16 e 19, sulla costa minime fra 13 e 16, le massime fra 16 e 18 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.